Cresce la domanda di Prosecco DOC e il Consorzio di tutela decide di incrementare di altri 3.000 ettari di vigneto a Glera la superficie dello schedario vitivinicolo destinata alla denominazione di origine controllata. E che andranno a metà per i produttori storici, l'altra metà a 600 nuove aziende nel Veneto che si avvicineranno a questa coltivazione e che porterà sicuramente un reddito maggiore, un'opportunità maggiore a questi nuovi imprenditori. Abbiamo scelto, insieme agli studi fatti col CIRB, l'Università di Padova e Nomisma, di comunque promuovere chi fa comunque viticoltura sostenibile, biologica e naturalmente ai giovani, quindi porteremo ancora di più i giovani a interessarsi di viticoltura, ad esprimersi e quindi ad avere anche un'opportunità maggiore nel mercato. Le due regioni coinvolte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, hanno quindi autorizzato un ampliamento della superficie di 3.000 ettari, di cui 2.444 in Veneto e 556 nel territorio friulano, portando così il potenziale viticolo della DOC Prosecco a 23.250 ettari. Questo aumento della superficie è legato a una effettiva necessità di mantenere in equilibrio quello che è la domanda e l'offerta. Noi abbiamo avuto un'evidenza in seguito anche a un'annata difficile nel 2014, che nel 2015 abbiamo avuto una carenza di disponibilità di prodotto, con una evidente tensione nel mercato, una mancanza di disponibilità per gli imbottigliatori per andare a soddisfare quelle che erano le loro esigenze contrattuali, quindi era inevitabile che si dovesse ricorrere a correggere questa mancanza di prodotto. La Giunta regionale del Veneto ha deliberato il 29 giugno scorso il provvedimento di adeguamento del potenziale produttivo, di prossima pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Veneto. Oggi la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha adottato il provvedimento similare per la superficie di propria competenza.